La grande novità rispetto alla narrazione di un boss mafioso latitante per tantissimi anni è sicuramente legata all'avvento dei social network e soprattutto alla messaggeria veloce che ha fatto divulgare la notizia, che poi è stata diffusa dai media non appena le forze dell'ordine e la magistratura hanno fatto conoscere questo importante risultato nel giro di pochissimi minuti e così i giornalisti hanno cominciato a raccontare anche i particolari di questo arresto, ma contemporaneamente sui social network e sulla messaggeria veloce si è scatenato un putiferio. Una delle cose che veramente impressiona rispetto all'arresto del latitante è proprio questa specie di tifoseria che si è creata sui social network. Chi ha iniziato a dire che comunque era una cosa tutta combinata, chi addirittura si è lasciato andare facendo satira più o meno opportuna, perché c'era della satira interessante e gradevole, altre un po' ossessiva. Chi invece ha cercato di addirittura lanciare messaggi che erano abbastanza equivoci. Ecco, di fronte ad un fatto così importante per la storia del paese, non dimentichiamoci che tutti i giornali del mondo, addirittura i giornali cinesi, hanno dato grandissimo spazio e hanno fatto i complimenti alle forze dell'ordine italiane, al governo italiano, al Presidente della Repubblica per questo risultato, che è un risultato storico, addirittura con dei titoli che sono anche molto eclatanti. Nel nostro paese invece si è scatenata questa tifoseria, perché probabilmente da tanto tempo si aspettava l'arresto di questo latitante e perché è sembrato clamoroso che lo stesso latitante è stato beccato con un documento falso a fare delle terapie. Le battute carine che sono venute fuori rispetto al fatto che adesso tutti si aspettano che questo boss mafioso parli sono legate ad un presunto invito a Sanremo, dove lì si può cantare molto bene, ma c'è stato anche chi si è lasciato andare e ha detto che si è liberato un posto di altissimo livello nella mafia SPA e quindi i cacciatori di teste si sono messi al lavoro. Insomma, un modo quasi per allontanare l'angoscia nel sapere che una persona così pericolosa come è stata definita dalla magistratura e dalle forze dell'ordine è rimasta per tanti anni in giro e che dentro il suo scrigno conserva tante verità che probabilmente non sappiamo se mai saranno rivelate dallo stesso boss.